Non poteva masticare, lavarsi i denti, sorridere per elencare le piccole, fondamentali cose di ogni giorno, ma in caso di necessità non la si sarebbe potuta neppure intubare. Rischiava dunque la vita la bambina di 3 anni romagnola, affetta dalla sindrome di Alagille, sottoposta dall'equipe di chirurgia maxillofacciale dell'ospedale di Treviso a un delicato intervento per consentirle di aprire normalmente la bocca. Si era recata presso vari centri nazionali nei quali tutti avevano consigliato di attendere un'età maggiore prima di eseguire qualsiasi forma di intervento chirurgico. Però era una bambina vivace, era una bambina particolarmente collaborante, la quale aveva, voi vedete da questo modellino, la massima apertura che poteva raggiungere, era poco più di 1,5 mm, 2 mm. Questo era dovuto al fatto che c'era, si vede qui, un blocco anchilotico, quindi una fusione fra l'osso temporale e la mandibola. Questa impediva l'apertura della bocca. L'intervento in 2 fasi: a dicembre l'applicazione di un distrattore osseo per poter allungare la mandibola, 1 millimetro al giorno, che ha permesso di ottenere un allungamento di 15 mm. 4 mesi dopo, ad aprile, l'operazione con la ricostruzione dell'articolazione mandibolare. Ora si può dire con serenità che l'obiettivo è stato raggiunto. Ad adesso la bambina sta seguendo un importante ciclo di fisioterapia riabilitativa, apre adesso 2,5 cm, quindi questo non è il massimo, però diciamo che questo le permette una vita normale, una normale igiene dentale, possibilità di curare i denti, possibilità di alimentarsi in maniera corretta, possibilità di avere anche una vita relazionale. Attendere avrebbe pregiudicato non solo l'estetica della ragazzina, ma anche la funzionalità muscolare. A fine crescita, verso i 16 anni, si potrà decidere se intervenire nuovamente, ma nulla a quel punto sarà stato compromesso. Con le nuove schede ospedaliere regionali, il reparto di chirurgia maxillofacciale di Treviso è stato riconosciuto centro di riferimento regionale per le disfunzioni dell'articolazione temporomandibolare, ma il bacino è molto più ampio. È un grossissimo stimolo, ad esempio vengono pazienti un po' da tutta Italia per farsi operare l'articolazione. Ricordiamo che a Treviso c'è la convenzione con l'Università di Padova, quindi c'è la possibilità anche di aggiornarsi in continuazione, avere gli stimoli degli studenti e anche proporre delle innovazioni.